Ciao a tutti. Stiamo vivendo giorni a dir poco surreali. Mai avremmo immaginato di dover vivere questa lunga quarantena, stando nelle nostre case, con tutte le difficoltà. E viviamo questo tempo proprio durante la Quaresima. La Quaresima che ci ricorda il deserto. Il deserto è il luogo della prova, il deserto è il luogo del camminare, il deserto è il luogo in cui il popolo riscopre la sua identità. Allora dobbiamo trarre beneficio anche dalle difficoltà, anche dalle prove. In questo tempo non abbiamo la possibilità di riunirci nelle nostre chiese per pregare, ma senza dubbio possiamo pregare da casa. Allora io voglio invitarvi, dalla mia casa, da questo mio piccolo studio, voglio invitarvi ad invocare i santi ai quali noi siamo affezionati. Invochiamo la Madonna di Bonaria, patrona massima della Sardegna, ma invochiamo tutti i nostri santi patroni, perché intercedano per noi. Oggi più che mai riscopriamo il valore dell'intercessione. I santi, le sante sono i nostri amici, coloro che intercedono per noi presso il Padre. Allora voglio farvi dono di un canto che ho scritto alcuni mesi fa in onore di Santa Greca, una delle sante più venerate in Sardegna. Un canto che ho scritto in onore di Santa Greca e che è stato arrangiato magistralmente dal mio caro amico Andrea Pilloni. La grande persecuzione, giovane che con la vita ha pagato l'amore, tu che hai seguito i passi di Cristo Signore, abbracciando il martirio con fede, speranza e onore. Venerata da innumere generazioni, giovani, anziani e bambini ti portano doni, cantano inni, ti acclamano come patrona e ti donano in segno d'affetto preziosa corona.